Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. È arrivato quindi l'annuncio, Pietro Fontanini si ricandida a sindaco di Udine, decisivo il sondaggio che ha espresso gradimento nel suo operato da primo cittadino, ma determinante anche, lo sentirete in questa intervista, l'unione da parte del centrodestra proprio sul suo nome. Sentiamolo. Ho deciso perché ho sentito in queste settimane una forte spinta da parte di molti cittadini e poi ho la grande solidarietà dei partiti che già sorreggono la mia maggioranza e che mi danno fiducia a continuare ancora per i prossimi 5 anni. L'annuncio ufficiale è arrivato poco prima delle 12. Pietro Fontanini ritenta la scalata bis a Palazzo da Ronco. Lo fa davanti all'assise del centrodestra riunita in via Mercato Vecchio. Meno di un mese fa il primo cittadino aveva definito Udine città ingrata, uno sfogo che sapeva di colpo di spugna, e invece la ritrovata quadratura del cerchio nella maggioranza e un sondaggio di gradimento sul suo operato hanno rilanciato il sindaco. Il sondaggio è stato anche questo determinante, mi ha fatto capire che c'è dietro a me una forza, insomma, che vuole che continui questa esperienza amministrativa. Tra le liste in campo anche una civica che porterà il suo nome. Sì, penso di fare anche una lista con il mio nome, anche per raccogliere il consenso di chi magari non si ritrova nei partiti e quindi può partecipare ad una lista civica. A garantire il pieno appoggio, il governatore Fedriga presente alla conferenza stampa. Penso che Pietro Fontanini con la sua squadra ce l'abbiano fatta, penso che abbiano affrontato dei problemi oltretutto ereditati non semplici, ma penso che chi vive Udine, chi vive la città di Udine si renda conto dell'importante differenza che c'è rispetto ai 5 anni precedenti. La cronaca: in poco più di 2 anni avevano fatto saltare 21 bancomat in diverse regioni italiane, 2 in Friuli Venezia Giulia, a Mortegliano e a Fiume Veneto, totalizzando un bottino di 1 milione di euro. Per questo 2 persone sono state arrestate. Nel servizio l'esito dell'operazione dei carabinieri e le immagini di un assalto. Daniele Paroni. 21 colpi messi a segno per un bottino di 1 milione di euro. Di questo sono stati capaci 2 malviventi arrestati questa mattina nelle province di Padova e Treviso dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Udine, guidati dal tenente colonnello Mauro Bonometti. Un'operazione scattata in gran stile con il supporto dei colleghi dei reparti territoriali e con l'esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP del Tribunale di Udine. I 2 si erano specializzati negli assalti ai bancomat, in particolare le lunghe e articolate indagini condotte dagli investigatori dell'Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Udine, hanno permesso di raccogliere a carico degli arrestati gravi indizi di colpevolezza. I colpi erano stati messi a segno in un arco temporale compreso tra il marzo 19 e il gennaio 2021 ai danni di sportelli ATM e di istituti bancari delle province di Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Monza Brianza, Mantova, Milano, Forlì Cesena, Pordenone, Reggio Emilia, Udine e Verona. Nei casi che hanno coinvolto la nostra regione, ad essere colpiti erano state le filiali bancarie di Mortegliano e Fiume Veneto. Tra i reati contestati con il provvedimento odierno figurano la fabbricazione e il porto illegale di esplosivi in pubblico, la ricettazione, la rapina aggravata, nonché il furto di 3 autovetture che sarebbero state poi utilizzate dagli arrestati per compiere gli assalti ai bancomat. Gli assalti sono stati messi in atto facendo saltare con l'esplosivo i cubi blindati. Recuperati oltre 60.000 euro frutto dei furti. I 2 arrestati, entrambi italiani, erano già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Udine nella serata di giovedì hanno bloccato in città a bordo della vettura, guidato da un 55enne di Dignano, un cittadino pakistano 25enne che è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione di circa 15 grammi di cocaina, preconfezionati in dosi e in soluzioni pronte allo smercio al dettaglio. Il giovane è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione della Procura della Repubblica di Udine, ristretto presso la casa circondariale, mentre l'amico che lo stava accompagnando con la propria autovettura, che è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish, è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Pagina economica: la FAI CISL del Friuli Venezia Giulia dichiara la sua contrarietà al ritorno dei voucher nell'agricoltura. Ad esprimere il proprio dissenso al segretario generale regionale Stefano Gobbo. Allargare l'utilizzo dei voucher, afferma Gobbo, significherebbe destrutturare il mercato del lavoro agricolo, far rinunciare lavoratrici e lavoratori, diritti e tutele non solo previdenziali ma anche economiche. Si cancelleranno, prosegue, prestazioni previdenziali ed assistenziali quali maternità, malattia e infortunio, legge 104, contribuzione utile per la pensione. Non ultimo, la disoccupazione agricola, unico ammortizzatore sociale del settore.
In Friuli Venezia Giulia, ricorda Gobbo, parliamo di oltre 15.000 lavoratori con contratto a termine. Cerimonia dei diplomi oggi al MIZ, ovvero l'Istituto Tecnico Superiore Malignani, riconoscimenti per 225 ragazzi degli 11 corsi dei bienni 2018-2020 e 2019-2021. Un'eccellenza che ogni anno sforna nuovi tecnici per settori che hanno necessità di personale specializzato, dalla meccatronica alla robotica fino all'arredo. Sentiamo il presidente Gianpietro Benedetti e la direttrice Ester Iannis in questo servizio. L'Istituto Tecnico Superiore Malignani celebra i suoi 225 tecnici diplomati nei bienni 2018-2020 e 2019-2021. Al Palamostre la cerimonia di consegna degli attestati nei percorsi formativi di automazione e sistemi meccatronici, comunicazione e marketing, arredo, valorizzazione e marketing delle produzioni agrarie e agroalimentari e manutentori di aeromobili. Dal 2011 a oggi il MIZ ha avviato 39 corsi post-diploma, di cui 34 già conclusi, e nell'anno formativo 2021-2022 i percorsi attivi sono stati 10, frequentati da 230 corsisti. Oggi vengono vengono consegnati 255 diplomi, che sono tanti ma sono pochi. Noi abbiamo l'obiettivo del 600, che poi si scontrerà piano piano anche con la mancanza o con la carenza di gioventù. Il metodo didattico vincente è quello del learning by doing, l'imparare facendo, che ha consentito di fornire al sistema manifatturiero personale di alta specializzazione. È un perito adatto ai tempi, entro breve almeno l'80-85% trova occupazione. C'è una fame di tecnici non da poco. Un contributo reso possibile non solo dalle tecnologie 4.0 messe a disposizione e dalle competenze acquisite da promettenti giovani, ragazzi e ragazze, ma anche per la creatività e la curiosità nate in loro grazie a un sistema che spinge a sperimentare e a mettersi in gioco. Una formazione che è operativa, un'operatività non ripetitiva, ma che mette in gioco creatività, risorse. Noi dobbiamo portare i giovani a scoprire se stessi e scoprire i talenti che ci sono nei giovani. E ora sentiamo le testimonianze di alcuni diplomati. C'è chi anche dopo una breve parentesi nelle aziende partner del MIZ ha aperto 2 attività diventando libero imprenditori. Sentiamo. Io ho fatto il corso agroalimentare, poi ho avuto l'opportunità di iniziare a lavorare in un'azienda in cui avevo fatto stage, un'azienda partner del territorio, per poi dedicarmi a 2 attività imprenditoriali che ora sviluppo. Un e-commerce e poi gestisco una struttura ricettiva tramite il portale di Airbnb, qua a Udine. Praticamente tu hai trovato subito lavoro, senza neanche... Sì, ancora prima di finire il corso in realtà ho avuto l'opportunità di venire assunta dall'azienda. La mia esperienza al MIZ inizia nel 2018 col corso di meccanica e meccatronica additive manufacturing, subito dopo aver finito le superiori. La scelta è stata fatta perché volevo avere un'impronta più volta al mondo delle aziende, al mondo aziendale e avere un'esperienza più diretta con loro. Adesso mi occupo di progettazione meccanica e da poco abbiamo introdotto in azienda anche la stampa 3D e abbiamo iniziato a sviluppare pezzi e componenti da implementare nelle nuove macchine. Parliamo ancora di economia e di occupazione con l'annuncio oggi del sindaco Andrea Balducci ai nostri microfoni. Per l'Interporto di Cervignano è previsto un investimento di 100 milioni di euro e 350 nuovi posti di lavoro. Sentiamo. L'Interporto di Cervignano è pronto al rilancio, un rilancio in termini di infrastrutture e di opportunità occupazionali. Ad annunciarlo il sindaco Andrea Balducci, che non fa mistero di come i volumi operativi dell'area posizionata in un punto strategico della Bassa Friulana siano aumentati e che quindi è fondamentale potenziare l'area. È di questi tempi proprio uno studio per lo sviluppo del quarto lotto, quello che per intenderci è più prossimo a Tor Viscosa. C'è una volontà di dotare di una nuova sezione logistica quest'area. C'è richiesta, c'è una possibilità di sviluppo anche legata al concetto di banchina estesa che vede l'Interporto come una zona di stoccaggio in supporto al Molo Settimo. E sul piatto c'è una cifra importante, 100 milioni di euro. Ovviamente non si può immaginare
una realizzazione di immobili ad uso magazzino che non siano autosufficienti energeticamente, che non abbiano una logistica adeguata anche in termini di collegamento con l'asse autostradale. Si parla di una possibilità di 350 unità che per Cervignano e per l'intera Bassa Friulana potrebbero rappresentare moltissimo in termini occupazionali. C'è una notizia dell'ultimo minuto: una donna di 52 anni è rimasta ferita seriamente nel primo pomeriggio a seguito di un incidente accaduto all'altezza della rotonda del Terminal Nord lungo via Tricesimo a Udine. Per causa in corso di accertamento, la 52enne è stata travolta da un uomo di 43 anni in seno a una motocicletta Honda che percorreva il viale diretto verso la periferia. La donna è stata poi trasportata all'ospedale Santa Maria Misericordia di Udine. La polizia locale, alla ricerca di testimone, chiede a chiunque abbia assistito all'incidente di fornire elementi utili a chiarire anche la dinamica. Si tratta del secondo incidente in pochi giorni lungo lo stesso tratto. Il 21 novembre un adolescente in fase di allestimento era stata investita in piazzale Donatori del Sangue. Proseguiamo, sempre più agriturismi in Friuli Venezia Giulia. Vediamo il servizio. Più 4,3% rispetto alla media italiana dell'1,3%. È questo il tasso di crescita nel numero di attività di agriturismo in Friuli Venezia Giulia, seconda regione in Italia dopo la Sicilia. Una crescita in controtendenza rispetto al 2020, quando, per le conseguenze pesantissime della pandemia, si erano invece viste tantissime chiusure. A sottolinearlo è Confagricoltura, che spiega come siano sempre di più le aziende rosa, in crescita anche rispetto a quelle gestite da uomini. A oggi la ristorazione agrituristica regionale offre quasi 65.000 posti a sedere. L'agriturismo è il risultato di un lungo processo di radicamento territoriale e di innovazione imprenditoriale, ha spiegato Philip Turval-Sassina, presidente di Confagricoltura FVG. La multifunzionalità diventa una strategia economico-imprenditoriale e rappresenta una delle vie alla modernizzazione e alla resilienza dell'intero comparto agricolo. Ma la pandemia non è completamente alle spalle. Il valore economico delle aziende italiane, pur in crescita, è ancora notevolmente più basso rispetto al 2019, con un valore medio di produzione per azienda di poco superiore ai 45.000 euro, mentre nel 2019 era 63.000 euro. E questa era anche l'ultima notizia. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e auguro buona serata a tutti.